Nuovo modello economico fondato sulla fiducia, sulle relazioni e sulla forza del gruppo. Una rete in cui migliaia di imprese e professionisti si finanziano reciprocamente senza interessi. Un mercato in cui trovare nuovi clienti e sviluppare nuove e durature opportunità d'affari. Da 5 anni stiamo costruendo insieme, giorno dopo giorno, l'isola di domani. Diventa anche tu parte attiva del cambiamento. Partecipa a sardex.net, un'economia fatta di persone. Ciao, questa è la mia edicola, mi trovo in Piazza Carmine a Cagliari. Fin da subito ho avuto la possibilità di passare a EIA Energia. Devo dire che è stato davvero semplice il passaggio al nuovo gestore, oltre che molto più economico, perché non è vero che l'energia in Sardegna costa di più. EIA Energia. Energie con te. Solo 3 minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie, come se io dovessi mostrar di me quello che ancora no, non sono stato mai. Per convincerti ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprire tutto quello che sei. Come sale bianco brucerei, brucerei. 3 minuti, solo 3 minuti per fidarti di me. Pensi basteranno a ricoprirti di bugie, come se tu dovessi saper di me quello che ancora no, non sono stato mai. Per convincerti ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprire tutto quello che sei. Come sale bianco brucerei le bugie che ogni giorno direi. Come neve fredda scenderei per coprire tutto quello che sei. Come sale bianco brucerei, bianco brucerei, bianco brucerei. Brucerei, brucerei, brucerei. Un minuto, resta 1 minuto per poterti dire. Veronica Mereu. Con noi per tutta la sera. Grazie Veronica. Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti a Mizas 2015. Per i non presenti ci potete seguire sul canale ufficiale YouTube di EIA TV per lo streaming. Iniziamo la prima sessione dopo l'aperitivo di stamane con The Ring. Quindi chiamo le persone che con me, per voi, condivideranno questo momento. Lo abbiamo letto, l'abbiamo studiato, ci abbiamo lavorato in tanti. Per diversi di noi è mentore
tanto nell'accademia quanto poi nell'impresa, Silvano Tagliagambe. The Ring, vi spiegherò poi il senso e la metodologia, è un evento che condividiamo con le due università sarde. Abbiamo sia l'Università di Sassari che l'Università di Cagliari, che peraltro, come dire, patrocinano e sostengono De Mitsas, e iniziamo con l'Università. Ho capito, sono grasso, lento, mi sposto, vado in camera, mi fanno dei gesti da qua dentro come se fossi Fiorello che capisco tutte cose. Iniziamo con lui, qui va bene? Mauro va bene? Smessi gli insulti? Ci siamo? Ok. Iniziamo con l'Università di Sassari, professor Mulas. Scegli tu, dove vuoi? Professor Garriba. Francesco Meloni. E poi l'Università di Cagliari, professoressa Bonfiglio. Professoressa Di Guardo, professoressa Morelli, voi tutti quanti speravate che ci fosse molto più fresco qua che non fuori, però così non è. Ora, adesso che non mi possono sgridare, scendo, tranquillo e sereno, vi lascio nelle mani del professor Tagliagambe. Non abbiamo ancora deciso chi deve essere il professore buono e il professore cattivo, cioè come funziona il gioco di ruoli oggi. Però il tema della prima sessione di Mitsas di quest'anno, The Ring, è questo. Le persone che sono presenti in sala, diciamo, e tutte quelle che abbiamo sentito nelle fasi preparatorie di The Ring, compongono per buona parte quello che viene definito, almeno insomma, in Sardegna e in tante altre regioni, l'ecosistema dell'innovazione, quindi gli attori, che siano start-up o che siano imprese vecchio stile che stanno cercando di riammodernarsi, che un po' muovono il sistema del cambiamento in Sardegna. Ecco, diciamo, è opinione, non solo in Sardegna, che di fatto un po' il sistema universitario, che è interessante per due grandi ordini di motivi, sia per la formazione del curriculum universitario, quindi l'offerta formativa che poi ci deve dare delle competenze in uscita, sia da un punto di vista appunto del trasferimento tecnologico, appunto, mi è uscita male, ma mi perdonerete, sono due temi, diciamo, per il territorio e per l'impresa molto rilevanti. Quindi oggi ragioneremo così, avete notato di avere, non è X Factor, ma avete un microfono a testa, per intenderci, io, col permesso del professore che sembra nell'Olimpo seduto sul trono, devo dire una scemenza di passaggio, Silvano, porta, insomma, sono severissimi, Francesco, quest'anno non ne passano una. Porremo delle domande, a turno uno di voi risponderete, abbiamo dei blocchi di tempo per le risposte, io metto le provocazioni, voi ci date il vostro punto di vista, al pubblico chiediamo di controdedurre. Perché abbiamo scelto questa metodologia? Semplice, noi di fatto anche domani vediamo il Presidente della Regione che incidentalmente è anche un vostro collega, l'ambizione di The Ring dentro Mitsas sarebbe quella di poter presentare all'attuale giunta regionale, fosse anche piccolo, un pacchetto di proposte, migliorative, che possono essere fatte per lavorare tutti meglio, sia voi per noi che noi per voi come sistema. Chiare le regole del gioco? Ok? La prima domanda è quella più semplice, sull'assenza di comunicazione. Il pubblico mi sta guardando malissimo perché do le spalle, ma il pubblico non si è accorto che la camera è dietro l'orecchio di Francesco Meloni. Quindi io devo stare fermo qui. Il primo tema, comunicazione. Ne abbiamo parlato sia la settimana scorsa a Sassari, ne abbiamo parlato con voi anche nelle settimane precedenti. Sembra di fatto, appunto, una roccaforte inespugnabile il sistema universitario, quindi sembra che apparentemente nel confezionare e nell'erogare la formazione per comporre il curriculum, nel fare il trasferimento tecnologico, quindi nel far lavorare i dipartimenti, non ci siano delle novità, non ci sia il dialogo col territorio o non ci sia abbastanza dialogo col mondo delle imprese. Questa è la domanda di apertura e quindi chi è dotato di microfono chiedo, e questa è la prima domanda, è così? Non è così? Qual è la vostra opinione? Cioè cosa state facendo in senso contrario? Facciamo partire la professoressa per cavalleria. Annalisa, è acceso? I hope so? L'hai spento? Si sente? Grazie. Adesso è acceso.
Perfetto. Allora, premetto che parlo da prorettore al territorio innovazione, insediato però da maggio, quindi per quanto mi riguarda è insediato da pochi mesi. Professoressa, excusatio non petita, accusatio sì, lo so, manifesta. accusatio manifesta. No, però nel senso... Io devo fare il rompiballe, sì, sì, lo sapevate? È giustissimo, ma quello che voglio dire è che cercherò di parlare soprattutto di quelle che sono le iniziative in FIERI, in corso e future, che sono quelle alle quali ho partecipato più da vicino. Allora sì, secondo me è abbastanza vero, accolgo questa provocazione, il fatto che l'università è poco conosciuta dalla cittadinanza e in particolare dal mondo delle imprese. Sicuramente c'è un problema di comunicazione, noi ce ne siamo resi conto, il fatto che per esempio presso l'Università di Cagliari esista da maggio un prorettore al territorio è una prima presa di coscienza del fatto che effettivamente il problema esisteva, che quindi forse bisognava provare ad aggredirlo in maniera strutturale. Sicuramente noi ci stiamo muovendo perché questo non sia più vero. Faccio un esempio, visto che è fra poche settimane, il 5 e il 6 di novembre l'Università di Cagliari organizza una giornata prevista e pensata per le aziende per farci conoscere, per fare conoscere le attività di ricerca che si svolgono presso l'Università di Cagliari, naturalmente non tutte, un campione, l'Università di Cagliari è un'università ad ampio spettro, quindi facciamo tantissime cose, lo facciamo da tantissimo tempo, abbiamo una bella tradizione, quello che vogliamo fare adesso è renderle fruibili, maggiormente fruibili al territorio a partire dalle aziende. Devo dire che per organizzare queste giornate ho fatto nelle settimane precedenti dei giri di presentazione presso le maggiori organizzazioni di categoria e sono stata estremamente favorevolmente colpita dal fatto che queste organizzazioni hanno accolto con estrema positività questa cosa, cioè mi sono veramente resa conto che c'era proprio bisogno di organizzare, di fare degli eventi di questo tipo, perché le persone hanno desiderio di collaborare con l'università, anche al di là di tutti quelli che sono le misure incentivanti, che in questo momento ci sono parecchie misure incentivanti per favorire la collaborazione tra azienda e impresa, naturalmente è giusto cercare di sfruttarle, però mi sono resa conto che l'interesse delle aziende va al di là di questo e quindi, come dire, sono eventi che hanno assolutamente un senso e che spero che siano l'inizio di un dialogo che sia finalmente un po' più strutturato e un po' più frequente. Gabriele. Allora, io parlo dell'Università di Sassari, però il contesto è analogo, nel senso che le due università, in particolare nell'ambito del trasferimento tecnologico, hanno iniziato un processo comune, un percorso comune negli anni scorsi, che ha portato allo sviluppo della terza missione dell'università, alla creazione di percorsi di trasferimento delle competenze e delle conoscenze raggiunte attraverso la ricerca per favorire l'interazione con il tessuto imprenditoriale sardo. Questo può essere sicuramente migliorato, ma d'altronde la terza missione nell'università italiana non è nata tantissimi anni fa, quindi poi probabilmente rispetto ad altre università, forse le due università sarde raggiungono questi obiettivi un pochino più lentamente, però il percorso è stato avviato e si sta muovendo. Per quello che riguarda l'Università di Sassari cito due avvenimenti che sono, due aspetti che sono stati portati a compimento negli ultimi 2 anni, la creazione dell'incubatore di imprese all'interno dell'università e l'apertura nei giorni scorsi di un Fab Lab, un laboratorio di prototipazione digitale che è al servizio non solo dei ricercatori dell'università ma di tutti quanti artigiani, imprese che volessero interagire e aggredire il sistema di trasferimento tecnologico in stretta collaborazione con l'università. Non si sente? Chiedo scusa. No, diciamo, è un difetto genetico dei professori bisticciare coi microfoni. Pare che non passino il concorso se lo sanno usare. Dicevo, negli ultimi 2 anni presso il nostro Ateneo, ma a Cagliari sta procedendo di pari passo con noi, credo, è stato inaugurato un incubatore di imprese all'interno dell'università nell'ambito dell'ufficio di trasferimento tecnologico. Nei giorni scorsi è stato aperto un Fab Lab, che è un laboratorio di prototipazione digitale, che è un altro strumento per avvicinare il mondo
delle imprese, il mondo artigiano, al mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico. E in questi mesi le due università stanno concludendo le attività relative a dei progetti di ricerca sviluppati, di ricerca e trasferimento tecnologico sviluppati in collaborazione con delle imprese. Sono stati scelti, selezionati e premiati dei progetti che prevedevano delle attività di trasferimento tecnologico a favore di aziende operanti sul nostro territorio. Quante imprese hanno partecipato a Sassari? A Sassari, se non sbaglio, 25, erano 10 progetti che alcuni avevano collaborato, i ricercatori collaboravano con una singola impresa o alcuni con 2 o 3. Su Cagliari, Annalisa? No, non fare che lo accendi e lo spegni. 7, e quindi il numero di imprese, adesso il numero preciso non lo so, ma saranno una trentina più o meno. Scusa, facciamo un test col pubblico. Quindi stanno dicendo che sul FESR POR 713 c'era una linea che si chiama Innovare, dedicata dalla Regione all'università, se comprendo bene. Questa linea Innovare con le due università, Cagliari e Sassari, diceva: cara università, trova un professore che deve fare un progetto di ricerca avanzata, tale da poter innescare un processo di trasferimento tecnologico verso delle imprese, trovati l'impresa, finalizza il progetto, finalizzalo al progetto di ricerca in sé o a un prototipo. Diciamo, io ho conosciuto i 10 di Sassari, quelli di Cagliari magari poi diciamo li ragioniamo. Chi del pubblico, delle imprese del pubblico, conosceva di questa linea di Innovare? La risposta c'è, però. Dai, perché? Sì, ce ne sono imprese. La risposta, cioè ci può essere un motivo in questo, in realtà Più forte, Gabriele. la selezione dei progetti è avvenuta a partire dall'ambito accademico, cioè sono stati selezionati progetti in cui il proponente era un docente universitario che proponeva ad aziende in qualche modo selezionate a partire dalla ricerca universitaria, proponeva un tema e poi è stata dal comitato di esperti che ha selezionato i progetti da finanziare, è arrivato il pacchetto proposto dal docente universitario su un tema di ricerca da lui individuato e da lui selezionato, quindi potrebbe essere... Senza che l'impresa venisse ascoltata prima? No, nasceva da un'interazione tra università e impresa, però l'unione è nata precedentemente alla selezione da parte della giuria, quindi la scelta degli ambiti poteva essere in qualche modo indirizzata, è stata sicuramente indirizzata nell'ambito accademico in questo senso, non la scelta da parte della giuria, la scelta degli ambiti in cui i docenti hanno presentato. Ok, scusami se ho interrotto il tema, volevi continuare nella prima risposta principale? O no, diciamo, consideravi qualcuno dei colleghi dei due atenei vogliono aggiungere? Francesco? Giusto sul tema, sicuramente la comunicazione deve essere perfezionata e migliorata, però probabilmente io farei un'altra domanda. Il 19 il Ministero insieme alla CRUI e alla Confindustria ha pubblicato un bando che si chiama PhD Talent, ossia il percorso di dottorato di ricerca in azienda che copre l'80% il primo anno, il 60% e il 50% della persona che va a sviluppare proprio il percorso all'interno dell'azienda. Era un po' quello che noi volevamo fare in origine dal progetto Innovare. La domanda mia è quanti imprenditori conoscono anche questa misura, che probabilmente è strutturata meglio rispetto a quella dei progetti pilota che noi abbiamo testato. Legittimo, nel senso che io personalmente il fatto impresa la conosco. Domanda per gli imprenditori in sala: quanti lo sapevano? Però il soggetto mittente è sempre il Ministero. Il soggetto emittente è sempre il Ministero e probabilmente noi del trasferimento tecnologico dobbiamo sicuramente migliorare per sensibilizzare. Possiamo lavorarci sopra. Può essere anche, diciamo, io qua ti rispondo un po' lato impresa, è anche vero che il dottorato industriale in sé per tante cose potrebbe non essere più uno strumento contemporaneo.
visto dal lato delle imprese, oramai è un esperimento piuttosto datato. Quindi da questo primo giro di domande stiamo dicendo questo. Ma adesso mi stai guardando male? No, volevo soltanto sapere se esiste un'anagrafe della ricerca, cioè un imprenditore che voglia sapere se la sua attività può essere supportata da una linea di ricerca all'interno dell'università. Ha un archivio informativo messo a disposizione dalle 2 università al quale rivolgersi per avere queste informazioni? Scegliete voi chi vi risponde delle 2 università. Ma io volevo aggiungere una cosa sulla cosa di prima, nel senso che per esempio il PhD Talent è una delle cose che illustreremo nelle 2 giornate che ho citato. Quindi, come dire, è appena uscito e noi ci siamo immediatamente attivati per farlo conoscere. Quindi se qualcuno verrà alle nostre giornate, speriamo che siano in molti, ne sapranno tutti i dettagli. Grazie. No, prima della domanda di Silvano volevo chiudere il passaggio sulla prima, perché volevo chiedere al pubblico, al di là della domanda estemporanea, di quello che ci siamo detti. Quindi, di fatto, riconosciamo che, per intenderci, perché poi domani veramente io vorrei proporre al professor Pigliaro, abbiamo discusso c'è un orientamento ci stiamo dicendo reciprocamente, scusate, sul tema, le imprese che sono in sala o gli interlocutori, start-up o meno che siano, che sono in sala, sulla prima domanda, quindi sull'assenza di processo di comunicazione tra il che cosa viene fatto dentro e il che cosa servirebbe a voi, ci sono domande per i rettorati, per i 2 atenei? Per alzata di mano, ho il microfono in tasca, mi avvicino io, non vi dovete neanche alzare. Soffrite di una timidezza pazzesca. Millo. Ah, è acceso. Alessandro Spano, Università di Cagliari. È qua. Siete troppi dappertutto, anche in giunta. Non confondiamo le carte. Non credo che funzioni. Funziona? Allora, una domanda che faccio ai colleghi dell'Ateneo per il quale lavoro, ma anche agli altri, è questo. Il tema del convegno è l'intelligenza connettiva. La mia impressione è che troppo spesso all'interno degli Atenei ci si muova a livello singolo individuale, cioè molti di noi hanno una serie di rapporti con le imprese, con la pubblica amministrazione, ma spesso non c'è connessione, spesso facciamo le stesse cose senza sapere che lo fanno altri. Spesso abbiamo dei rapporti interessanti, delle connessioni interessanti che non mettiamo al servizio di altri colleghi e altri colleghi non lo fanno per noi. Allora, la domanda che vi rivolgo, in parte so già la risposta, ma comunque mi fa piacere sapere se ci si sta lavorando, è che cosa possiamo fare, che cosa i rettorati stanno facendo per migliorare queste connessioni all'interno, cioè tra di noi, per non parlare poi tra atenei differenti della stessa isola, perché questo chiaramente porterebbe dei benefici enormi. Spesso noi avremo all'interno dei colleghi che ci potrebbero aiutare tantissimo, abbiamo delle connessioni che possiamo mettere a disposizione ed è un patrimonio che non è connesso, cioè è disperso all'interno dei nostri atenei. Cosa possiamo fare all'interno dell'ateneo e tra gli atenei? Grazie Alessandro. Cagliari, Sassari, Francesco. Io posso, allora, prima rispondo alla domanda sull'anagrafe. No, la domanda sull'anagrafe dopo. Lo lasciamo perdere, ok. Sempre il progetto Innovare, comunque per dare a disposizione, per incentivare la connessione fra le altre attività, ha consentito di sviluppare tutta una mappatura dei laboratori che sono presenti all'interno dei 2 atenei. Adesso lo sviluppo del percorso consentirà proprio di mettere in connessione i laboratori di ogni ateneo e i laboratori dei 2 atenei per sviluppare la collaborazione anche in progetti di ricerca e in progetti di trasferimento tecnologico. Che cosa facciamo? Cosa abbiamo proposto recentemente a Sassari? Anche qui è un tentativo. Noi mettiamo a disposizione lo spazio dell'incubatore, che è uno spazio diciamo neutro rispetto ai dipartimenti, affinché periodicamente, settimanalmente, i ricercatori vengano a presentare la propria linea di ricerca per cercare effettivamente connessioni, multidisciplinarità, progetti che poi coinvolgano più settori scientifici disciplinari.
Grazie Francesco. Cagliari? Sì, se posso aggiungere qualcosa, volevo citare il fatto che durante il progetto Innovare è stato, diciamo, messo in atto presso l'università, è stato istituito un ufficio che si chiama Liaison Office, che serve per l'appunto a fare il matching tra le attività di ricerca che si svolgono all'interno dell'Ateneo e le imprese, ad esempio la richiesta esterna. In aggiunta a questo posso appunto aggiungere il fatto che abbiamo appena presentato al Ministero un progetto per cercare proprio di ampliare e rendere più efficace questa azione, in particolare cercando di migliorare in maniera assolutamente incisiva la connessione tra l'ufficio dell'università che si occupa di questo e i dipartimenti, che sono i luoghi dove la ricerca avviene. Quindi l'idea è quella di dotare questo ufficio di una manus, che è una mano operativa di persone. Cioè la soluzione per far funzionare l'ufficio è istituire un altro ufficio? No. Ah, no, ecco. non è quella di istituire un altro ufficio, è quella di istituire una task force operativa di persone che fanno lo scouting delle ricerche che mano a mano vengono sviluppate dentro i dipartimenti. L'ufficio offre una serie di servizi, quale per esempio il fatto di scrivere brevetti dove c'è dell'attività di proprietà intellettuale da proteggere, di fare contratti con le aziende, eccetera. Quindi l'idea è quella di fare in modo che ci sia una connessione diretta con i dipartimenti e che quindi mano a mano che queste idee nuove sorgono, vengano immediatamente riportate, riconosciute, censite a livello centrale, proprio per poi migliorare quello che è il servizio di matching con l'esterno. Quindi questa è una nostra immediata. Addenda? Giustamente Annalisa parlava di idee e qui torno a quello che Annalisa ha detto all'inizio. Noi stiamo lavorando da aprile e quindi per ora quello che stiamo facendo sono delle cose che nascono da idee, nascono da contatti con le imprese ed è assolutamente nostra intenzione di rendere quello che si fa all'università e soprattutto la ricerca di base, perché è quella che è utile a tutti, è quella che si fa solo all'università, perché solamente all'università si può fare una ricerca che non ha delle finalità immediate, ma che è la base per tutto quello che poi riguarda l'impresa. E quindi questo è un lavoro che abbiamo iniziato a fare, il Rettore ha iniziato a fare incontrando le imprese, ci sono stati molti incontri del Rettore con le imprese, incontri che Annalisa sta promuovendo, altri che ha descritto, ed è questo il terreno su cui ci stiamo muovendo, fare in modo che la ricerca di base venga conosciuta dagli imprenditori che necessariamente non possono, come ho detto prima, finanziare la ricerca di base, ma possono sfruttare quella che si fa dentro le università e che comunque è sempre il motore, sempre e comunque il motore dello sviluppo. Le imprese, i paesi che hanno continuato a investire anche in questo periodo di crisi nella ricerca di base sono quelli che sono usciti prima, più velocemente dalla crisi, rispetto a quelli che come l'Italia invece investono molto poco in ricerca di base. Prego. Allora, mi occupo all'Università di Sassari di orientamento da un anno, quindi sono nuovo anch'io, metto le mani avanti. Allora, volevo fare due osservazioni, una riguardo al commento dal pubblico. In realtà uno dei problemi secondo me è proprio questo, che ci sono tante informazioni che però sono molto disperse, perché tanti professori universitari poi hanno rapporti con le aziende, tanti uffici universitari hanno dei registri, dei database con le aziende che hanno attivato convenzioni con l'università, però tutte le informazioni sono molto disperse. Sono stato ad una riunione all'assessorato del lavoro in cui appunto si parlava di questo problema. Probabilmente quello che servirebbe è un ufficio, comunque qualche soggetto che coordini tutte queste informazioni, perché poi le università non è vero che dormono. A Sassari abbiamo inaugurato lo scorso marzo l'ufficio Job Placement, che a livello più piccolo è un ufficio che dovrebbe mettere in collegamento gli studenti laureandi o laureati col mondo delle imprese. Quindi stiamo costruendo un database di aziende, dall'altra parte c'è un elenco di studenti laureati o prossimi alla laurea e si cerca di mettere in relazione la domanda e l'offerta. Quindi questo come prima cosa. Come seconda cosa volevo un po' riallacciarmi all'intervento che faceva la professoressa di Cagliari, che poi non bisogna considerare la ricerca di base
sempre portata avanti dall'università come un qualcosa di negativo. Einstein diceva non esiste la ricerca applicata, esistono le applicazioni della ricerca, cioè uno studente che abbia una buona preparazione di base, poi ha il campo aperto, il mondo aperto. Io sono un chimico e vi posso dire che tra i miei colleghi chimici, i laureati in chimica negli ultimi anni, nessuno è senza lavoro. Probabilmente la maggior parte lavora all'estero, non lavora in Sardegna, ma forse questo è un problema, diciamo, è la premessa sbagliata di cui stiamo parlando, cioè tutti quelli che si laureano in Sardegna devono lavorare in Sardegna oppure no, oppure dobbiamo rivolgerci al mondo. Beh, se parliamo del mondo però i nostri laureati in chimica lavorano in tutti i paesi del mondo e non lavorano solo da chimici, lavorano sia in laboratori, ma lavorano anche come manager, lavorano nelle strutture più disparate. Vuol dire che una buona preparazione di base poi apre effettivamente il mondo. Quindi uno studente laureato in Sardegna, sia a Sassari sia a Cagliari, non ha solo la Sardegna di fronte, ha tutto il mondo. È questo che forse dovremmo dire ai nostri studenti per non scoraggiarli. Appunto, io mi occupo di orientamento, ho girato tante scuole in quest'ultimo anno, soprattutto nel centro Sardegna. Tutti i dirigenti scolastici mi dicono che la dispersione scolastica in certi casi arriva al 50%, ma perché? Perché gli studenti sono un po' scoraggiati, fanno il discorso, beh in Sardegna non c'è lavoro, che senso ha andare all'università? Invece quello che dovremmo far capire agli studenti, ai nostri ragazzi, è che prendendo una laurea a Sassari o a Cagliari, uno poi si apre le porte del mondo, non della Sardegna, cioè bisogna fare un passo successivo, secondo me questa è una cosa molto importante. Grazie professore. Veronica Mereu. To be a granite tower alone on the sea, you became a light on the dark side of me. Love remained a drown out the high not appear, but did you know that when it's snow, my eyes become larger, the light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. The more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your roses in bloom, a light hits the gloom on the grave. Na na na. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. And to me you're like a gun addiction that I can't deny. Won't you tell me is the healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become larger, the light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. The more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your roses in bloom, a light hits the gloom on the grave. Kissed by the rose on the grave, kissed by the rose on the grave. If I should follow along on the way home, kissed by the rose. Oh yeah, I compare you to a kiss from a rose on the grave. The more I get of you, stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave.
but your rose isn't blue. And lights are gone on the grave. Veronica Mereu. Ora, nel mentre delle domande, nel mentre che voi rispondevate, facevate altre domande, dalla regia si componeva una palla di parole di fatto. La grandezza delle parole che viene fuori è direttamente proporzionale alle volte in cui l'avete ripetuta. Questa è una delle basi che utilizzeremo per provare a sintetizzare. Ora, per chiudere la prima domanda, c'era l'osservazione del professor Tagliagambe, l'anagrafe della ricerca. Chi risponde prima, Cagliari o Sassari? In sintesi, perché siamo già lunghi. Rispondo io. Vuoi che rifacciamo la domanda? No, no. Il professor Tagliagambe sa benissimo che l'anagrafe della ricerca esiste a livello nazionale e raccoglie tutte le ricerche che sono fatte nelle università italiane. Però credo che il senso dell'osservazione dell'anagrafe della ricerca fosse diverso, cioè un qualcosa che presenti in maniera comprensibile, fruibile, da parte della gente quello che si fa nelle università, perché se io leggo un titolo in inglese di una mia ricerca sul cervello, sulle connessioni del cervello o su certe strutture del cervello, o su certi neurotrasmettitori del cervello, o su certi farmaci, visto che io sono una farmacologa, credo che la gente comune che cerca di conoscere, che cerca di sapere, non ha in quel modo l'approccio giusto per conoscere e sapere. Quindi anagrafe della ricerca intendiamo qualcosa che sia alla portata e alla comprensione di tutti e non certo l'anagrafe della ricerca che noi conosciamo come universitari. Quindi, per concludere, è un qualcosa che dovremmo fare sicuramente. Posso rapidamente? Chi ha il microfono parla. Tecnicamente c'è, l'abbiamo sviluppata insieme, è accessibile, oltre a quella ministeriale, un'anagrafe che abbiamo sviluppato sempre grazie al percorso del progetto Innovare. Quindi è possibile. Abbiamo anche cercato di fare un passo successivo, ossia mettere in connessione ciò che si sviluppa all'interno dei dipartimenti con ciò che effettivamente potrebbe essere utile all'interno dei settori, dei codici Ateco, cioè ciò che serve in realtà agli imprenditori. Questa è la parte, chiamiamola software e hardware. Però la parte fondamentale è lo sviluppo, cioè le persone, noi che lavoriamo, gli operatori del trasferimento tecnologico o i tecnologi, la capacità di capire effettivamente se quella ricerca può essere venduta, messa a disposizione delle aziende. E questa è un'operazione che è in capo ovviamente agli atenei ed è una sfida nostra del trasferimento tecnologico, cioè è una visione un po' strabica, no? Deve capire da un lato, captare le esigenze delle imprese e dall'altro lato capire quali sono le opportunità che vengono offerte. Ci stiamo provando, in alcuni casi ci siamo riusciti, insieme abbiamo anche licenziato alcuni brevetti, alcuni contratti messi a disposizione con le aziende. La strada comunque è molto lunga, non siamo a livello sicuramente dei paesi anglosassoni, però anche noi ci stiamo formando e anche i ricercatori stanno riuscendo a capire. Forse anche lì la comunicazione, il rapporto con le imprese deve essere sicuramente migliorato. Grazie Francesco. Ci sono domande dal pubblico su questo tema? Prima le signore. Mi raccomando, le domande brevi e concise, esattamente come le risposte. Vorrei sapere, allora stiamo parlando di ciò che l'università può fare dal punto di vista della ricerca da mettere a disposizione delle aziende.
ma mi incuriosisce sapere cosa le aziende possono fare per proporre e se è possibile per le aziende proporre, partendo quindi dal campo e da ciò su cui sono maggiormente esperti, proporre alle università per attivare delle ricerche mirate. Quindi. Grazie. Le raccogliamo tutte e tre e fate poi risposta unica? Grazie. La mia osservazione mi riallaccio a quello che è stato detto nell'ultimo intervento. Secondo me il fattore uomo è molto più rilevante di tanti sistemi, piattaforme, software che si possono immaginare. Alla fine l'innovazione è un processo estremamente disordinato, maledettamente disordinato, in cui la casualità conta molto, così come contano le relazioni tra le persone. E allora secondo me bisognerebbe più favorire quelle piuttosto che la costruzione di grandi archivi, anagrafi e altre cose di questo genere. Credo poche condizioni abilitanti, occasioni per confrontarsi, per fare delle cose e anche probabilmente qualche incentivo per i professori da un lato e per le imprese dall'altro, e per i manager di imprese o imprenditori per connettersi. Grazie, corro subito all'ultima domanda. Scusa Paolo. Adesso Attore mi sta bestemmiando. Sì, la mia domanda si ricollega un po' anche al discorso fatto poc'anzi, l'altra domanda. Domande brevi. Ok. Sappiamo che ci sono dei database anche abbastanza vasti, si parlava prima del database della ricerca, si parla di un altro database qui in Sardegna. Io a volte, ricercando nell'ambito di questi tipi di strumenti online, quindi questi open data che abbiamo a disposizione, trovo spesso una grandissima fatica a trovare quello che sto cercando. Spesso l'esperienza che faccio io da utente, da impresa, è veramente difficoltosa, probabilmente perché sono strumenti progettati con la testa e col pensiero di chi ha prodotto la ricerca, non di chi deve trovarla. Quindi mi sto chiedendo se ci sia uno spazio per migliorare l'esperienza dell'utente da questo punto di vista. Grazie mille. Comincio io? Sì, il prorettore. Va bene. Decidi No. tu a chi dare il microfono. Allora, la prima domanda, la risposta è: esiste questo ufficio che si chiama Liaison Office che è fatto apposta per fare il matching, quindi un imprenditore è assolutamente benvenuto e può rivolgersi a questo ufficio dicendo ho tale problema, e l'ufficio può cercare all'interno dell'Ateneo se esiste un'attività di ricerca, un gruppo di ricercatori che in qualche maniera può pensare di avere una risposta da dare. Detto questo, poi, e su questo, visto che vogliamo farne anche un invito al governo regionale per supportare queste cose, è bene che ci siano anche la ricerca costa, naturalmente, ahimè, meno di quanto uno possa pensare, però costa. Secondo me se iniziamo la proposta chiedendo Presidente, un po' più soldi all'università, non partiamo bene. Però, no, ma non all'università in sé, però voglio dire, a finanziare questo tipo di innovazione all'interno dell'azienda che avviene per tramite dell'università, trovo che sarebbe un'ottima cosa, peraltro già qualcosa c'è. Grazie Melissa. Sassari? Non erano tre le domande? Ah, ok, vai, scusami, pensavo avessi chiuso il ragionamento. No, il secondo era forse più che una domanda, un commento che mi trovo assolutamente d'accordo, nel senso che infatti l'idea nostra è quella di cercare di promuovere questi eventi in cui giustamente serve l'organizzare archivi, serve organizzare dei censimenti, che in questo caso, riferendomi in particolare al censimento dei laboratori che è avvenuto con Innovare, è stato sicuramente utile perché non esisteva, quindi è giusto fare una ricognizione, però serve sicuramente moltissimo favorire la connessione reciproca, quindi noi sicuramente andremo in quella direzione. E ovviamente è vero anche l'osservazione che è stata fatta nell'ultima domanda, cioè se c'è spazio per migliorare l'interfaccia utente sostanzialmente. Sicuramente sì, il progetto tutto sommato della ricognizione dei laboratori non è finito, non è concluso, quindi possiamo accogliere questa osservazione come uno spunto di miglioramento sul quale ci potremo provare a impegnare. Grazie Annelisa. Gabriele? No, senz'altro, non aggiungerei granché. La risposta, le tre domande potevano avere un'unica risposta. Scherzo, ovviamente l'ufficio, il liaison office o l'ufficio trasferimento tecnologico è il punto
in cui valgono i contatti umani più che il database, è il punto in cui al quale l'azienda può fare riferimento per avere un feedback da parte dell'università. E anche la terza domanda era sostanzialmente la risposta alla terza Molto domanda. chiaro, diciamo, se io fossi un giornalista un po' bastardo alla Santoro, cosa che non mi piace, direi però perché le imprese si pongono la domanda, no? Per intenderci, quindi se dite entrambi che è comunque quello il centro di imputazione e comunque la domanda risorge spontanea, sicuramente diciamo questa è una di quelle cose su cui è opportuno metterci insieme a lavorare. Professore, sei soddisfatto della risposta? Soddisfatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Ha deciso di non parlare oggi? Io di non rubare spazio, perché mi sembra... No, è che poi se non rispetto la scaletta mi sgridano e non voglio dire non l'ho rispettata per colpa di Silvano. Io aggiungo una cosa, le università auspicano l'interazione con le aziende con l'azienda che pone un problema pratico che deve essere risolto. Ovviamente siamo ricercatori, non sappiamo risolvere tutto, ma auspichiamo che ci vengano posti dei problemi concreti che nascono dall'azienda e verso la quale possiamo applicare la nostra attività di ricerca e provare a risolverli. Francesco? Secondo me dobbiamo anche fare un passo ulteriore, cioè andare noi dalle aziende per proporre quello che facciamo. Poi viene fuori... L'hai detto solo per l'applauso? Certo. Ah, no, perché all'inizio mi ha detto, però mi raccomando, io non vorrei parlare stasera, non prende il microfono al prorettore. Grazie per questa sessione, Veronica Mereu. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. No, I can't you see, you belong to me. I'm a one day, and every step you take, every move you make, every night you break, every smile you fake, every climb you stake, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. A dream at night, I can only see your face and look around and it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, and baby, baby, please. Can't you see, you belong to me. I'm a one day, and every step you take, every move you make, every now you break, every smile you fake, I'll reclaim your stake, I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, oh, now be watching you. Every
breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take. And I've been watching you, I've been watching you, oh, I've been watching you, I've been watching you. Veronica Mereu. Iniziamo un po' il rush finale. Altro tema è questo. Con il professor Tagliagambe siamo andati a guardarci un po' di statistiche per tante ovvie ragioni, alcune più note, altre un po' da indagare. Le imprese necessariamente sembra che siano più propense ad assumere diplomati che non laureati. È altrettanto vero che al di fuori delle statistiche appare spesse volte un po' debole il curriculum in uscita del laureato, al di là di quelle che sono le professioni più specifiche. Sembrerebbe che attualmente il prodotto che esce all'università un po' manchi, se vogliamo, di multidisciplinarietà, manchi abbastanza di pensiero laterale e via discorrendo. Quindi parrebbe, come dire, che ci siano delle aree di miglioramento, almeno viste, diciamo, dal lato del mondo delle attività produttive rispetto alla competenza che vorremmo poter assumere, non dico poco prima della laurea, ma magari immediatamente laureato. Qui, che margini di manovra abbiamo? Allora, siamo sul ring, quindi lasciatemi sferrare un colpo. Fino a questo momento l'immagine che un po' stiamo trasmettendo è un po' di università statica, parliamo anche un linguaggio che alle volte facciamo fatica a far capire, tu hai provato a chiedere chi conosce questo, chi conosce quello, silenzio assoluto. Adesso invece fatemi un attimino parlare di un vero progetto innovativo partito dall'Università di Cagliari per la prima volta in Italia, e quindi in questo siamo assolutamente pionieri, che dà un po' un senso a quello che tu stai dicendo, cioè noi abbiamo una ricchezza che sono gli studenti. Gli studenti hanno un patrimonio enorme perché noi li abbiamo formati, quindi abbiamo dato a loro delle competenze. Usa bene il microfono, Chiara, per piacere. Se no, non sarei potuta diventare professore, se avessi saputo usare. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo proprio partiti da come spingere gli studenti a diventare più attivi nel territorio, a generare innovazione, ad essere promotori, a diventare imprenditori, ad arricchire quello che è già il loro curriculum e a renderlo un curriculum di persone proattive. Abbiamo inventato il Contamination Lab. Prova a chiedere adesso a quanti conoscono il Contamination Lab. Il Contamination Lab è un progetto che è nato per i ragazzi ed è stato fatto dai ragazzi. L'idea di base era quella che le competenze che noi eravamo in grado di dare dovevano essere semplicemente matchate, unite, creare contaminazione, creare un luogo e un non luogo dove era possibile mettere insieme idee, approcci, professionalità differenti, e che questo avrebbe permesso di creare una nuova generazione di imprenditori. Il Contamination Lab parte da una logica di università, un'università che dà ricchezza, che ha un patrimonio enorme e che questa volta lo apre e lo mette in connessione. Quindi dentro il Contamination Lab mettiamo tutte le competenze che abbiamo come studenti ma come docenti. L'università si apre e dà agli studenti la possibilità di unire i puntini e creare impresa. Questo è un modello diverso di formazione, ma è un modello di formazione universitaria. Noi non li bombardiamo di contenuti su come si fa un'impresa, qual è il business plan, come assolutamente. Noi crediamo che attraverso la connessione, attraverso la contaminazione, siano in grado di generare idee di impresa. Si tratta di un esperimento che ha creato successo, che ha creato imprenditorialità, che ha creato nuovi modi di interpretare l'università e di interpretare le possibilità di lavoro. Non solo, siccome
abbiamo creato una struttura attiva, gli studenti sono estremamente coinvolti, i docenti diventano coinvolti in questo processo, sono diventati contagiosi. Quindi chi è dentro il progetto del Contamination Lab finisce per coinvolgere gli studenti delle altre aree e li coinvolge proponendoli delle attività di lavoro, e quindi abbiamo avuto un'esperienza bellissima di studenti che lavorano per altri studenti in un'atmosfera di contaminazione, di cooperazione e di competizione. Abbiamo dei premi, abbiamo delle imprese che hanno successo e delle altre che hanno meno successo. Tutti però imparano qualcosa. Questa è l'università che Cagliari sta promuovendo, un'università che crea connessioni attraverso saperi totalmente diversi, che cresce tutta insieme, che abbatte le barriere. Il Contamination Lab è un luogo, ma è un non luogo, non c'è un posto dove facciamo le lezioni. Le lezioni vengono fatte in tutte le aule possibili dell'Ateneo. Perché? Perché abbiamo abbattuto le barriere, perché la logica è io che sono un ingegnere, per la prima volta vado in lettere, scopro un nuovo mondo, scopro nuove conoscenze, scopro una nuova prospettiva. Da questo ci arricchiamo tutti. Questa è l'offerta nuova che l'università riesce a dare in questo momento. È un modo di reinterpretare la formazione. Partendo da quello che noi siamo in grado di dare, trasferiamo un modo diverso di interpretare il futuro. D'altra parte noi studiamo innovazione, noi siamo quelli che analizziamo i processi imprenditoriali. Dovevamo avere una proposta che fosse nuova, utilizzando quello che è un patrimonio di connessioni enorme che possediamo come Ateneo. Mi sembra che il successo sia stato abbastanza grande, abbastanza importante, e i risultati in termini di imprese sono arrivati, ma soprattutto sono arrivati i risultati in termini di capacità di cambiare l'ecosistema, capacità di creare rete. Ok, colgo questo, intanto grazie, colgo l'occasione per dire che abbiamo già spinto ben prima che iniziasse Mitsas, 10 delle aziende del Contamination Lab hanno con noi fatto un video promo, peraltro espongono all'ingresso di Mitsas nel foyer, alcune sono presenti, sì, vedo Deiana almeno. C'è una web app, Mitsas App, con la quale per l'appunto potete votare quale delle 10 di queste startup del Contamination Lab vi appassiona di più, votereste per farla vincere. Sassari. Io non sono d'accordo che comunque l'immagine dell'università è statica. Secondo me rispetto a quando abbiamo iniziato l'attività di trasferimento tecnologico ci sono molte più, diciamo, attività, molte più offerta, una delle quali sicuramente è il Contamination, ma non è l'unica. A Sassari cosa facciamo? Non facciamo il Contamination perché comunque alla fine siamo noi che portiamo avanti l'attività, però facciamo insieme a Cagliari Startup Sardegna, che è la competizione di idee di impresa, di progetti innovativi. Giovedì prossimo ci sarà la finale a Sassari, per cui ne approfitto anche per invitiamo tutto il pubblico, invitare certo, il pubblico anche quelli a casa, certo. per giovedì. Che cosa facciamo? Anche con il Fab Lab e con l'incubatore ci apriamo non solo agli studenti ma anche al territorio, cioè la contaminazione vogliamo che sia estesa non solo all'interno di chi ha un percorso all'interno dell'università, ma vogliamo che collaborino anche le persone che non sono all'interno del circuito diretto, ma possono collaborare in progetti innovativi. Tant'è che all'interno dell'incubatore noi promuoviamo il percorso di pre-incubazione che è partecipato sia da studenti, ma per la maggior parte da gruppi che provengono anche al di fuori dell'università. E anche lì facciamo un percorso che dura 6 mesi, nel quale loro sviluppano il progetto d'impresa, li testiamo, li affianchiamo con dei tutor, gli facciamo sviluppare, no, le ricerche di mercato proprio per capire se effettivamente il progetto d'impresa può essere portato alla costituzione oppure banalmente si può interrompere dopo questo percorso. Per cui poi abbiamo fatto anche un altro esperimento, abbiamo sviluppato dei tirocini, dei neolaureati,
di economia che stanno gravitando all'interno dei gruppi di preincubazione, un po' come fate voi per il Contamination Lab, all'interno dell'incubatore, quindi escono fuori i neolaureati e hanno l'opportunità di testare effettivamente un progetto di impresa, di mettersi anche lì, di verificare le competenze e l'interesse di sviluppo. Quindi, ripeto, c'è sicuramente una dinamicità sulla parte del trasferimento tecnologico, però per rispondere alla domanda, alla fine, per stringere, dobbiamo anche vedere effettivamente la realtà regionale, no? Alla fine l'abbandono scolastico, che era il 25,5%, il tasso di laureati, leggevamo, no? Il 13% la media della forza attiva rispetto al 29% la media europea, quindi anche lì probabilmente questi sono strumenti che possono aumentare il numero dei laureati, però c'è da fare anche un ragionamento nelle scuole superiori per cercare di portare più persone che si iscrivano all'università. E questo è un tema in più. Professore, la vedo un po' ribollire tipo Montezuma. No, è molto bella l'iniziativa del Contamination Lab, però giustamente è stato definito un non luogo. Rispetto al luogo, che è l'università, dove mi sembra che ci sia scarsa comunicazione reciproca tra le macro aree di ricerca, nel senso che tra le facoltà di una volta e i dipartimenti, dal punto di vista della formazione, non è che ci sia questa grande attività di interscambio. O sbaglio? Il fatto di dover attivare un non luogo, un Contamination Lab, la dice lunga sul fatto che all'interno, nell'organizzazione interna, probabilmente c'è un qualche difetto di interazione dinamica tra le diverse aree, o no? Sì, assolutamente, è proprio questa la logica. Allora proviamo ad abbattere, a creare luoghi o non luoghi di contaminazione partendo dagli studenti, perché è molto più difficile partire dalle strutture di Ateneo, ma partiamo dagli studenti. Ma come obiettivo c'è quello poi di retroagire sull'organizzazione interna dell'università? Sta già succedendo, perché noi siamo al terzo anno, sta già succedendo, quindi la prima volta abbiamo provato a presentare agli studenti tutte le possibili ricerche in quel momento attive in maniera assolutamente random, perché fossero loro a creare le connessioni. È molto più facile partire dai ragazzi che creano legami con i loro docenti e poi a catena con tutti gli altri, che dalla struttura che è naturalmente più rigida. Gabriele? C'è controreplica anche da Sassari? No, il Contamination Lab è un'esperienza meravigliosa, è bellissima e tutti questi aspetti sono assolutamente positivi. Peraltro negli ambiti delle attività di ricerca di base un po' più applicate ci sono dei settori che sono anche tipici della nostra, cioè specifici della nostra regione, in cui c'è una grande sovrapposizione di aree tematiche completamente differenti. Queste cose per anni forse sono andate un po' lentamente, però ne dico una, la valorizzazione dei beni culturali, che è una delle cose che in Sardegna ha dei margini di crescita notevoli, è una tipica area in cui si contaminano attività di ricerca in area umanistica con settori delle scienze di base, con settori informatici e in cui ci sono degli spazi enormi anche per la creazione di imprese. La velocità con cui questi processi possono avvenire non è sempre enorme, per carità, per cui ben vengano processi di questo genere. Però posso dire una cosa, come diciamo, docente dell'Università di Sassari fino a qualche tempo fa, che ha concorso a mettere in piedi una facoltà di architettura che è nata con un progetto di contaminazione tra le discipline ingegneristiche e architettoniche tradizionali e le discipline umanistiche, in questo caso l'epistemologia, le metodologie e via dicendo. Questo progetto, che chiaramente prevedeva un'interfaccia e una contaminazione e che richiedeva di essere supportato da un'attività di tutoraggio molto intensa che facilitasse questo tipo di comunicazione e di ibridazione. Non è che sia stato precisamente facilitato e compreso fino in fondo all'interno dell'Ateneo. Ci stai ricordando che hanno chiuso Alghero?
No, No, che per l'hanno carità, chiuso, Alghero hanno non è chiuso chiusa. no, ma che Alghero vive una vita estremamente grama e che è sottoposto a un'attività di contenimento, questo lo posso dire perché, e quindi voglio dire, le esperienze di contaminazione e di ibridazione che sono così importanti, tanto importanti da dar luogo a queste attività, quando si traducono in modelli organizzativi, e quindi in luoghi, e chiaramente vanno incontro a resistenze, a difficoltà che io ho sperimentato, per cui voglio dire c'è da parte dell'università una rigidità e una difficoltà di aderire rispetto a queste proposte di innovazione. Ma le cose difficili sono le cose che ci piacciono, non saremmo universitari se fosse facile. Vi devo rirubare il tempo, nel senso che è emerso chiaramente il contenuto da portare a casa come compiti. Sicuramente mi piace moltissimo l'apertura verso le scuole superiori, determinante, dovrebbero essere già il luogo di contaminazione le stesse scuole superiori, peraltro andare magari al di là del learning by loving è già lì pensare a un progetto azione, qualcosa di molto più pratico, quindi sicuramente il tema è interessante, ben vengano, benissimo. Sapete che tipo di interlocutore io sono per questi temi, tutto quello che è legato ai progetti pilota come Contamination Lab, tutte le attività verso i Fab Lab, tutte le attività di incubazione, tutte le attività collegate alla comunicazione all'esterno. Secondo me, diciamo, nel tavolo di approfondimento, di riflessione, la mia domanda era un pelo più maliziosa, posto che ovviamente condivido le azioni del Contamination Lab, così come l'istituzione di un Fab Lab, come potrei dire il contrario. Il tema era, diciamo, al di là delle questioni che riguardano l'entrepreneurship, cioè l'imprenditorialità applicata, e quindi utilizzare la scusa della creazione di una nuova impresa ad alto tasso di innovazione, com'è che possiamo agire all'interno delle facoltà, del dialogo tra i dipartimenti, del dialogo tra i ricercatori e tra i loro studenti, a comporre già qualcosa a prescindere dal tema imprenditorialità, perché è vero che la facoltà è il luogo di innovazione, ma è altrettanto vero che altra innovazione di diverso tipo si fa anche nell'impresa, e quindi l'impresa si aspetta che dalle facoltà escano non solo imprenditori skillati che vogliono lavorare tra di loro insieme ad altri imprenditori, ma anche dei curricula che probabilmente possono essere un po' più spinti. Non so se mi sono spiegato, cioè se sono riuscito un po' a spiegare meglio la mia domanda, probabilmente è un po', diciamo, a portare a sintesi quello che avete detto. Volentieri le due battute in controreplica a me, di meno di un minuto, perché sennò siamo fuori scaletta. Sì, se posso dire una cosa, innanzitutto io contesto il dato iniziale che le aziende preferiscono i diplomati. Giuro che te lo mando. Giuro che non mi risulta. Ma Consultati della Camera di Commercio. E secondo... Ma locale? No, nazionali. Nazionali, dati delle Camere di Commercio nazionali, le aziende preferiscono assumere e assumono di fatto più laureati. Preferiscono assumere perché magari li pagano meno, forse potrebbe essere, ma i livelli di occupazione e di stipendio dei laureati sono più alti di quelli che queste sono le statistiche. Ragazzi, comunque detto questo velocissimamente, quello che vorrei dire è che se le aziende vogliono sviluppare delle professionalità specifiche, l'università, oltre ai classici corsi di studio, ha uno strumento che è estremamente interessante, che si chiama Master, e che è uno strumento di professionalizzazione. Quindi nel master le aziende possono partecipare assieme all'università alla progettazione del percorso formativo, in modo tale da sviluppare una professionalità tagliata su misura. E anche questo forse è uno strumento che le aziende conoscono poco, lo illustreremo fra le altre cose nelle famose giornate del 5-6, quindi ne approfitto per rinnovare l'invito. Che le aziende non conosca il fatto che ci sono dei master non si può dire. Che hanno la possibilità di entrare a progettare il master e a disegnare il percorso formativo, forse non è così noto, ed è importante che invece le aziende lo sappiano. Se potessero contribuire direttamente a scrivere l'offerta formativa del percorso universitario prima ancora che del master? Allora, l'offerta formativa del percorso universitario, ogni corso di studio ha un organo che si chiama comitato di indirizzo, dove entrano anche le imprese, quindi in realtà è previsto che lo facciano. Però diciamo che il master è il tipo di attività in cui
questo tipo di, come dire, in inglese si direbbe tailor, per dire ritagliare. Ma qua siamo a Cagliari. Ma non mi viene la parola, insomma, diciamo, il taglio sartoriale della figura professionale può essere fatto in maniera, secondo me, più organica all'interno di un master. È una cosa brevissima. Allora, prima Francesco ha preso gli applausi perché ha detto giustamente che l'università dovrebbe andare dalle imprese per proporre il proprio prodotto, però riallacciandomi a quanto diceva la professoressa, spesso l'università non capisce che cosa vuole l'impresa, che cosa vogliono le aziende, perché l'università si sta ponendo il problema adesso di riorganizzare effettivamente l'offerta formativa all'interno della cultura generale di base di una singola disciplina, sta cercando di riorganizzare dei corsi in modo che abbiano un taglio più applicativo, però spesso quello che manca è l'informazione di base, cioè che figure interessano effettivamente l'impresa, c'è qualche corso di laurea che adesso manca, che ci dovrebbe essere, insomma sono tutte cose che l'università dovrebbe sapere prima di... Compreso, volentieri, mi prendo l'impegno personale di venire a rompervi le balle su questo. Veronica Mereu. No, purtroppo il dato... Il microfono. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute tall. I never thought from love we'd be making love as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed, and I can't believe what kind of star Lord has given life the one. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Life and love are the same. Love is a hisha. Damn it, you know her name. Lonely the cool and up it down. Better to conceive the one that's so very lovely, made from love. Grazie Veronica, i complimenti. Allora, siamo arrivati, ovviamente in ritardissimo sulla scaletta, siamo arrivati all'ultima domanda. Riflettevo nel mentre che vi guardavo pazientemente seduti che in Italia, se ci pensate, fanno tavoli di concertazione e di discussione con tutto e un po' più raramente direttamente le imprese si siedono con il trasferimento tecnologico, con l'ufficio della ricerca, con l'ufficio per l'innovazione a ragionare sulle cose che poi reciprocamente servono nelle rispettive vite lavorative. Io personalmente, Silvano con me
e tutta l'organizzazione di Mitsas non ha trovato per niente banale il fatto che voi abbiate accettato l'invito di fare questa serata, e io ve ne sono veramente grato. Cioè, è una cosa che secondo me ha funzionato, però l'applauso secondo me ve lo beccate alla fine, se no andiamo fuori tempo. L'ultimo tema, poi ovviamente vi avevo mandato una sfilza di domande senza che loro sapessero quelle che poi avremmo realmente utilizzato, è questo. In Italia, come Matteo e tanti altri sanno, il mercato del venture capital è abbastanza ingenuo. Il venture capital è l'investitore privato di ventura, per intenderci, che investe o di fatto su prodotti di ricerca o investe appunto su start-up come quelle del Contamination Lab o anche su, diciamo, nuove imprese innovative che non necessariamente sono considerate a normativa attuale delle start-up. E attualmente, chiamiamolo credit crunch, chiamiamola congiuntura, chiamiamola crisi, chiamiamola sfiga, chiamiamola in altra maniera, diciamo, non è che il sistema bancario, tanto Cucurese sente sempre, c'ho anche la fondazione, sto sparando in casa, diciamo, non è tantissimo propenso a investire su questi temi, e di fatto le università, non solo quelle isolane, hanno comunque una buona quantità di ricercatori, una buona quantità di laboratori, una buona quantità di dipartimenti. Sembrerebbe agli occhi del pubblico che questo grande investimento statale che viene fatto nella ricerca di base ma anche ricerca avanzata, sembrerebbe che possa, anche da quello che avete detto voi oggi, possa rappresentare un po' quell'investitore paziente, investitore paziente pubblico di cui moltissime nazioni si sono già dotate. Lo Stato italiano effettivamente no, non ancora. Certamente è un buon passo, per esempio, il fondo di Invitalia Venture, che è un fondo di fatto statale, ma è sempre collegato alla logica dell'investitore di ventura. Quindi sembrerebbe quasi che ciò che viene fatto grazie alle strutture che voi governate e che mandate avanti, per quello che fate nella libertà di ricerca del ricercatore e per quello che fate nelle relazioni che avete con le imprese, questo un po' per ora in Italia rappresenti capitale paziente. Allora l'ultima domanda di stasera è questo, ma se è un tipo di investimento di fatto giusto, corretto, che sia migliorabile, perfettibile, oppure che va bene così, quando è che lo Stato italiano, se lo consideriamo in questo senso, in qualche modo si può dire che possa rientrare di questo investimento? Cioè la produzione che c'è su spin-off, su marchi brevetti, su tutto quello che può venire fuori, in qualche modo rappresenta una valorizzazione dello sforzo collettivo, dello sforzo pubblico? Posso fare una battuta? Quindi No. paziente, ci sono soprattutto i ricercatori, nel senso che lo Stato investe veramente poco in ricerca comparato al resto del mondo, quindi da qui in poi possiamo procedere con i commenti. Speravo in una domanda del genere perché ho un dato. Anzi, si era impegnata a portare al 3% del No, PIL. allora, vi leggo che secondo l'International Comparative Performance Index, quindi non delle statistiche italiane ma internazionali, con l'1,1% dei ricercatori, l'1% della spesa di ricerca globale, l'Italia ha prodotto il 3,8% degli articoli scientifici del mondo ed è prima su scala internazionale con un numero di citazioni di 6 volte superiore alla media. Questo cosa vuol dire? Che lo Stato rientra molto bene di quel po' che investe per quanto riguarda la ricerca in Italia. Poi se parliamo invece di applicazioni della ricerca e quindi di imprese che sono coinvolte nella ricerca che si fa in Italia, lì c'è un altro punto. Lo Stato italiano, per esempio, sponsorizza molto di più progetti di ricerca con l'impresa, e anche la Regione Sardegna lo fa d'altra parte, molto più in progetti di ricerca con l'impresa che in progetti di ricerca di base. Quindi gli investimenti
diciamo, fare il quadro di quello che sto dicendo. Gli investimenti nella ricerca di base hanno una produttività enorme rispetto ad altri paesi. Quelli che riguardano l'impresa e l'università sono degli investimenti che probabilmente non producono in termini di impresa, o almeno non ho dei dati, non so se i colleghi hanno qualcosa, probabilmente non producono in termini di impresa quanto quello che ci si aspetterebbe. Allora, cosa voglio dire? Cambiato posizione? Sì, non alle rispondere spalle. a me, rispondi al pubblico. No. Quindi quello che... Sono qua per ascoltare voi loro. Quello che voglio dire è che gli investimenti dello Stato italiano e della Regione Sardegna in ricerca e impresa ci sono e sono molto maggiori di quelli della ricerca di base. Se poi dopo non sono sfruttati al pieno, bisogna cercare sicuramente di vedere, di indagare quali sono le carenze che fanno sì che questo tipo di investimento non abbia la stessa produttività che invece hanno gli investimenti in ricerca di base. Ok. Ti vedo atterrito, Gabriele. No, tutt'altro, ci mancherebbe. Mi è piaciuto molto l'intervento che ha sottolineato che tutto sommato il mondo accademico italiano non è poi così malconcio come può sembrare da alcuni sistemi di confronto se rapportato all'investimento in termini economici che viene fatto verso la ricerca di base. Noi siamo messi molto male, tutt'altro, non voglio dire che siamo bravi, però insomma i ricercatori in Italia riescono a produrre e a produrre risultati di attività scientifica legata alla ricerca di base di gran livello in alcune aree piuttosto che in altre. Forse posso aggiungere un piccolo contributo in relazione a uno dei possibili motivi per i quali l'attività di ricerca applicata non porta dei risultati così elevati. Se non si supera una soglia critica, l'attività legata a un trasferimento tecnologico verso un sistema dei prodotti realmente competitivi sul mercato globale spesso non può arrivare. C'è bisogno probabilmente di raggiungere una soglia. Ci sono delle eccezioni a questo, ci sono degli istituti in Italia, degli istituti di ricerca in Italia che vengono finanziati molto, delle aree che vengono finanziate in particolare e là si raggiungono dei risultati anche dal punto di vista applicativo molto buoni. Il problema competitività delle imprese è un problema che non riguarda soltanto l'attività accademica e che riguarda una serie di aspetti che sono trasversali al personale che lavora nelle imprese, alla selezione del personale che lavora nelle imprese. È vero, spesso molte aziende che non raggiungono dimensioni critiche preferiscono i diplomati rispetto ai laureati perché preferiscono non investire sull'attività di ricerca che porta a un miglioramento e a una maggiore competitività dei prodotti in uscita. Può darsi che sia legato ad aspetti di questo genere qua, il fatto che l'attività di ricerca applicata che le aziende e le università e le aziende svolgono insieme non abbia le stesse ricadute, diciamo così. Scusate, voglio dire solamente una piccola battuta sull'importanza della ricerca di base, perché secondo me l'errore poi di fondo è cercare di indirizzare la ricerca verso qualche parte in particolare, cioè sappiamo tutti che il GPS e il laser sono basati su equazioni di Einstein, che sicuramente non aveva scritto per quello e sono nati dopo 70-80 anni. Anche un altro esempio molto banale, nell'Ottocento a Londra c'era l'illuminazione con l'olio di balena. Se nell'Ottocento il governo inglese avesse deciso di promuovere la ricerca applicata, probabilmente avrebbe cercato di migliorare il metodo magari di combustione dell'olio di balena. Invece Faraday ha scritto le leggi dell'elettromagnetismo e adesso abbiamo l'elettricità e non l'olio di balena. Fortunatamente anche in questa sala, quindi questi sono due piccoli esempi che però fanno vedere che la ricerca di base è il futuro poi di una nazione. L'investimento, tra l'altro, dello Stato italiano è un investimento schizofrenico, perché il problema principale è stato questo: gli investitori privati hanno ben chiaro dove vogliono arrivare, le loro strategie sono coerenti, invece lo Stato investe in maniera schizofrenica, penalizzando proprio determinati aspetti come la ricerca di base
che dovrebbe essere invece il ruolo principe dell'università, perché la ricerca di base è troppo costosa per un'impresa, quindi ha senso che lo Stato investa per creare le opportunità di trasferimento, per creare l'opportunità di generazione di idea. La schizofrenia nasce da un atteggiamento non coerente con quello che dovrebbe essere la finalità di un investitore. Un inciso, è ragionevole pensare che da quest'anno, diciamo dal 2016 in poi, che siamo obbligati ad attuare, non più ad aver programmato, la strategia di specializzazione intelligente ai territori, tanto quella nazionale quanto quella regionale, ci sia una maggior coerenza strategica anche col PNR? Allora, non lo so, è una scommessa. Noi abbiamo pensato a dei settori Perché, diciamo, guardando il presente. l'assenza di strategia che dici è perché dici tutti i rettorati, tutti gli atenei, no? Contribuiscono alla formazione del piano nazionale per la ricerca, di fatto, e quindi non è che c'è un ministro che dice la direzione della ricerca è quella. Per fortuna. Quindi tutte le università che contribuiscono, diciamo, che mandano lo spunto per il piano nazionale della ricerca, non riescono tra di loro, è una domanda, non è una provocazione, non riescono a rendere la proposta coesa e corale, a renderla strategica? E questo è il senso che dicevi? Cioè non c'è una direzione statale della ricerca, dicevi? Quindi non può essere non ci deve essere una direzione della ricerca. Per fortuna non c'è una direzione della ricerca. Il punto è che l'investimento in ricerca in questo momento in Italia è ridicolo. L'enfasi che viene data alla ricerca applicata è legata al fatto che si dice all'università trovate i partner industriali, sviluppate cose che servono, che ha un senso fino a un certo punto, perché altrimenti non riusciamo a sviluppare le cose che serviranno nel futuro. Noi abbiamo una visione di oggi, le specializzazioni sono il mondo come lo vediamo noi, con gli occhi di oggi, gli occhi vecchi. Il futuro lo dobbiamo provare a immaginare, ma faremo fatica in realtà a vederlo davvero, quindi anche la possibilità di generare innovazione è legata un po' a dei meccanismi anche di fortuna, random, che gestire è rischioso. L'ultima battuta? L'ultima battuta, dati statistici, cioè sia a livello nazionale l'investimento in ricerca e sviluppo è poco più dell'1%, in Sardegna è lo 0,7%, l'obiettivo 2020 è 3%, quindi siamo ben lontani da avere una risposta, cioè quando arriveremo al 3%, allora forse dovremo porre dei problemi per rispondere a quella domanda. Quando ancora poi i giovani ricercatori saranno costretti a prendere, una volta formati, andare all'estero per mettere a disposizione le proprie competenze, allora sì, potremo reiniziare ad avere un rientro dell'investimento fatto dallo Stato per le competenze nazionali, non, tra virgolette, regalare competenze alle persone che vanno fuori. Grazie Francesco. Grazie. Professore, osservazioni finali? Beh, direi che questo è il problema, visto che l'investimento fatto è ben lungi da quello che ci si era impegnati a raggiungere già col processo di Bologna e non soltanto del 3%, non bisogna sprecare quel poco che si fa, e siccome la ricchezza è costituita dal capitale umano, lo spreco maggiore è proprio quello di uno Stato che forma attraverso i suoi atenei e poi permette che le persone così formate, nel momento in cui sarebbero in grado di dare una restituzione in termini di competenze, di capacità e quindi di ricchezza corrispondente alla formazione e alle competenze ricevute, spesso, troppo spesso, sempre più spesso, vanno all'estero ad erogare questa capacità. Questo è lo spreco rispetto al quale lo Stato si dovrebbe porre degli interrogativi. Veronica Mereu.
let me tell ya. It may seem crazy what I'm about to say. Sunshine, you see, you can take a break. I'm a tail balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like you're wrong without the rule. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know and the happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Come back news, taking this and that. Give me all you got and I'll hold it back, yeah. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm happy, clap along if you feel like you're wrong without the roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can't nothing. Clap along if you feel like you're wrong without the roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Because I'm happy. Oh, happy. Veronica Mereu, fossi in voi continuerei a seguirla. Grazie di tutto. Professore, dobbiamo chiudere, siamo abbondantemente in overtime. Il tema è nel ringraziare il pubblico e ovviamente nel ringraziare i colleghi delle due università sarde che si sono prestate ad un'opera, mi sembra nuova e peraltro non semplice. Dobbiamo andare a contaminare un po' le scuole superiori, dobbiamo contaminarci un po' tra università sarde, Sassari con Cagliari e viceversa. Giù al nord sono messi male senza i sudisti, a sud senza i nordisti siamo messi un po' peggio e dovremmo cercare di contaminarci di più, per la verità, anche con tutti gli altri atenei, ovviamente non solo quelli italiani. Vero è che dal lato delle imprese si può anche essere un po' più proattivi, un po' più rompiballe per andare a cercare quello che serve nei curricula formativi, quello che serve nei master. Vero è che salva la libertà di ricerca sacrosanta dei ricercatori, probabilmente se dialogassimo di più si potrebbe avere una ricerca più contemporanea, più aderente a quello che servono le imprese oggi. Mi sembra che questo possiamo iniziare a dire rielaborando la palla di parole che sapientemente Laura Fois in regia, che ringraziamo, ha contribuito a costruire. Vi ringraziamo per la pazienza, ringraziamo gli amici a casa, vi ricordiamo che alle 9:30 abbiamo The Naked Lunch, che è la prossima sessione, dove avremo Uno contro tutti del sindaco Massimo Zedda e poi di Bachisio Bandino. Vi ringraziamo per la pazienza, ancora grazie ai colleghi, alla prossima, buona serata, sigla.